Ciao a tutti, siamo qui oggi per presentarvi la ricetta delle melanzane alla parmigiana. Per fare questa ricetta abbiamo a disposizione del parmigiano reggiano, un po' di sale, degli spicchi d'aglio, la salsa di pomodoro e dell'olio extravergine di oliva dove andremo noi a friggere le melanzane. Le nostre melanzane le abbiamo tagliate a fette, messe a strati lungo la pasta con del sale grosso in modo tale che buttano l'acqua a marognola, e successivamente dopo un'ora le abbiamo sciacquate sotto acqua corrente e asciugate con della carta assorbente. Ed ora andiamo a preparare la nostra ricetta. Mettiamo un goccino d'olio di oliva in un tegame, aggiungiamo uno spicchio d'aglio, accendiamo e facciamo soffriggere per qualche secondo l'aglio. Intanto mettiamo dell'olio di oliva nella pentola qui a fianco dove andremo a friggere le nostre melanzane. Intanto il nostro olio si sta scaldando e mettiamo una buona quantità di passata, perché dovremo andare a ricoprire tutte le nostre melanzane. Mescoliamo, aggiustiamo con un po' di sale . E intanto che questo sughetto cuocerà, noi andiamo a friggere le nostre melanzane, facciamo cuocere a fuoco lento. Possiamo anche coprire. In quest'altra pentola mettiamo le nostre melanzane a friggere. Prepariamo un piatto con della carta assorbente dove andremo a far sgocciolare dall'olio superfluo le melanzane dopo la frittura. Giriamo le nostre melanzane . Come potete vedere abbiamo fritto tutte le nostre melanzane e adesso andiamo a riporle nella pirofila a vari strati fino ad esaurimento. Iniziamo con un po' di sugo sul fondo, per poi continuare con le nostre melanzane, le mettiamo a piacere . Adesso mi sono capitate proprio quelle che si rompono. Facciamo tutto uno strato . Poi mettiamo ancora il sugo . E a ogni strato andremo a completare con una bella spolverata di parmigiano reggiano, o a piacere per chi ha gusti più forti si può utilizzare il pecorino.
a piacere. Continuiamo fino ad esaurire tutte le nostre melanzane. E il nostro piatto è finito.